Processo Miteni che volge alle battute finali. A febbraio inizieranno la requisitoria del pubblico ministero, le arringhe delle parti civili e delle difese e poi la sentenza, prevista dopo la primavera. Oggi un sit-in organizzato dalle mamme No PFAS e dalle varie associazioni che si battono per l'ambiente per puntare i riflettori sulla questione dei PFAS. Chiedono risposte agli amministratori su temi quali lo stato di bonifica del sito Miteni e della falda e sullo studio epidemiologico. Regali che simbolicamente vorrebbero trovare sotto l'albero. Abbiamo colto l'occasione del Natale per chiedere qualche regalo sotto l'albero. Qualche regalo, siamo qui davanti al Tribunale per chiedere soprattutto giustizia, perché abbiamo il timore che le pene che verranno inflitte agli imputati, se verranno inflitte, siano troppo deboli o che ci siano problemi di prescrizione. Anche la CGIL, parte civile nel processo che va verso le battute finali, era presente a manifestare le preoccupazioni dei lavoratori. Il nostro timore è che le prescrizioni e ricerca di correlazioni tra i FAS e le patologie comportino una conclusione annacquata.